Oggi, 6 giugno 2014, si inaugura la 21esima mostra di Arte 52, Le tensioni di Stefano Masili. Una mostra che parla di un unico argomento, ma è un argomento fondamentalmente filosofico. La mostra si concentra sul tema delle agavi, partendo da un passato iperrealista di Stefano Masili, che pian piano continua ad essere iperrealista, però lavora sul tema, sul pezzo delle agavi. Perché filosofica? Perché fondamentalmente nel studiare il tema dell'agave lui ne studia anche quello che è il suo significato profondo, cioè quello di una pianta antichissima dai valori ancestrali, che ha questa prerogativa, quella di fare un solo fiore dopo 30 anni e poi di morire. Quindi vive tutta la sua vita per dare il massimo della bellezza, così come l'arte si sacrifica a questa bellezza per poi lasciare il tempo alla resurrezione, quindi alla rinascita con le nuove piante. Ma c'è anche uno studio molto profondo di Stefano all'interno del discorso delle agavi, che è quello di concentrarsi ancora di più sul tema. Se noi guardiamo le opere, pian piano sembra quasi di non riconoscere più l'agave, fino ad arrivare addirittura a sintetizzare il tutto e farlo diventare quasi un'opera costruttivista, con solo linee di colore, accordi di colori cromatici, dove l'agave è solo intuita. Quindi la filosofia che sta dentro l'agave diventa essa stessa poi immagine filosofica. Un lavoro molto profondo di ricerca che lui sta compiendo da anni e che diciamo che ha raggiunto massimi livelli. Io credo che possa piacere questa mostra come tutte le altre, che possa dare ampia visibilità e riconoscimento che merita diciamo un tassello in più all'opera di Stefano Masili. Grazie. Siamo particolarmente orgogliosi di presentare qui al Museo Sacro Donna Rubbia Stefano Masili. L'amministrazione di Carbonia si adopera da anni nel promuovere e favorire l'arte e la cultura e fare in modo che gli artisti della città di Carbonia possano veicolare la loro arte, il loro messaggio non solo in Sardegna ma in diverse parti d'Europa. E in modo particolare con Stefano Masili abbiamo avviato da tempo anche una collaborazione nella promozione di diversi momenti culturali, in modo particolare attorno alla grande operazione culturale che sta attorno al Premio Europeo del Paesaggio che Carbonia ha vinto nel 2011 e dove Stefano è stato uno dei protagonisti e promotore anche in diverse mostre internazionali del messaggio appunto di Carbonia, della sua identità e della sua storia. Oggi qui in questa che è diventata oramai una istituzione culturale per tutta la Sardegna siamo particolarmente contenti di esserci, di raccontare tramite Stefano Masili la città di Carbonia, la sua arte e la sua poetica. Le opere di Stefano Masili posseggono una voce potente che ci parla e ci racconta di natura, di luce e di essenza. Filippo Daverio dice che un'opera, per essere considerata un'opera d'arte, deve avere due caratteristiche principali, la sua complessità e la sua ambiguità. Se dovessimo considerare questo pensiero anche per le opere di Stefano Masili, potremmo considerare ambiguo quel bisogno, la ricerca di un equilibrio tra vita e deterioramento, tra la morte e la vita appena nata. Dove sta la ricerca? La ricerca ci è suggerita dalla presenza, dalla scelta dell'agave come unico soggetto dell'intera collezione, un unico soggetto studiato, analizzato e sviscerato, una ricerca quasi smodale di tutte quelle sfumature, e non si parla solo di tecniche pittoriche, che comunque fanno parte della vita e della natura stessa. Mi piace pensare che la pittura sia un po' una magia, nel senso che ha la capacità di racchiudere, di congelare un istante, un momento che è stato dipinto in passato, e ogni volta che noi leggiamo un quadro riusciamo a rendere vivo e attuale quel momento. Filippo Daverio dice sempre che comunque i quadri sembrano quasi insondabili, perché li considera quasi
la mente, delle secrezioni della mente dell'autore che tramite la materia viene poi messa sulla tela. Quindi cosa lascia Masili sulle sue tele? Ci racconta, abbiamo detto, un viaggio dove studiamo comunque la natura attraverso la sua rappresentazione più fedele, più rappresentativa, a volte anche molto cruda, sia nella ricerca della vita e della luce, sia nella ricerca delle ombre e quindi della morte. È una rappresentazione quasi dove ci si perde quasi nei particolari ed è talmente spasmodica che arriva ad un momento di tensione, di trazione, dove la realtà quasi si scompone e ci rivela l'essenza principale di quella che è comunque la natura e la vita, ovvero l'essenziale, invisibile agli occhi come tutti sappiamo, eppure sempre a portata di sguardo. Allora, io sono Stefano Masili, sono l'artista che espone qui a San Corona Rubbia nel contesto del progetto Arti 52 e la mia mostra si chiama Tensioni, è incentrata sulla serie ciclica delle agavi. Tensioni perché? Tensioni sta a raffigurare uno strappo dal figurativo, quindi si perde il segno, si perde la forma e si strappa sino ad arrivare alla linea, alla luce, al colore, passando dal figurativo al concreto. È uno studio che è durato diversi anni e le agavi perché? Perché l'agave rappresenta, per esempio, può essere c'è un parallelismo fra l'agave e la vita dell'uomo, l'uomo figlio che si radica nel grembo materno per poi fiorire e non c'è cosa più dura e definitiva del fiorire dell'agave che nel momento in cui fiorisce si annuncia la morte. Questa e poi rappresenta soprattutto la contestualizzazione identitaria del territorio. Come diceva lo scrittore russo Lev Tolstoi, descrivi il tuo villaggio e sarai universale, e io è quello che sto cercando di fare con le agavi. Questo è queste sono le visioni che mi hanno permesso di arrivare a questo percorso.